Nei giorni scorsi è stato effettuato un ritrovamento del tutto inaspettato nelle acque lagunari, dove sta attualmente lavorando un team interdisciplinare di esperti. Gli archeologi subacquei hanno ritrovato, pensate un po', un allevamento di ostriche risalente al primo e al secondo secolo avanti Cristo nel sito archeologico collegato alla villa romana Lio Piccolo nel comune di Cavallino Tre Porti. Il fondale conserva una vasca di mattoni di forma rettangolare databile al primo e secondo secolo avanti Cristo. In età romana la struttura era sommersa e serviva per la conservazione, forse poco prima della consumazione, di ostriche. Questi crostacei si sono infatti eccezionalmente conservati sul fondo della vasca. Si pensa inoltre che le ostriche non fossero l'unica specie ospitata. Le indagini sono state dirette da Carlo Beltrame, professore associato di archeologia marittima dell'Università Ca' Foscari di Venezia, con l'ausilio della Soprintendenza Archeologica Belle Arti per il Comune di Venezia e Laguna. Secondo l'ipotesi preliminare del team di esperti, Lio Piccolo è una villa marittima di un certo livello, dotata di piscine per l'allevamento ittico. Gli studiosi hanno rinvenuto delle strutture fondazionali palificate, infisse sul fondale argilloso compatto, che sostenevano dei camminamenti in mattoni rivestiti da coccio-pesto, oltre a numerosi resti di affreschi di pregio e di mosaici bianchi e neri. Il sito si inserisce nel progetto di archeologia dei paesaggi lagunari incentrato sulla ricostruzione della dimensione portuale di Altino, l'antica città romana, nell'attuale comune di Quarto d'Altino.